Questo francamente mi sembra un cattivo esordio di una riforma federalista che doveva anzi esaltare, potenziare le facoltà, le potenzialità, la capacità di spesa dei comuni. Quanto ho ancora? Un minuto. E invece li sta trasformando in esattori sostanzialmente. Il turismo al poetto, io ci credo molto nel turismo al poetto, e credo che il turismo al poetto debba non solo pensare ai grandi flussi turistici, perché quello ce lo portano certamente le navi da crociera, i voli low cost, che si sono sviluppate molto a Cagliari malgrado l'amministrazione comunale, cioè non grazie all'amministrazione comunale, malgrado tutte le inadempienze, perché è un'impresa far arrivare una nave da crociera a Cagliari, non c'è la profondità sufficiente per farla arrivare dove dovrebbe arrivare, il terminal crociere è già tutto scassato prima ancora di essere stato messo in funzione. Hanno provato ad assegnarlo con una gara d'appalto, non lo ha voluto nessuno e la cosa è andata a finire male. E certamente credo al turismo sul poetto e credo a quel tipo di turismo domestico sul poetto. Quindi prima di cacciare via quelli che hanno i baretti e che comunque danno i ricci il sabato, la domenica, cosa che a cagliaritani piace molto, vediamo di fare un piano che metta tutti sullo stesso livello e salviamo comunque quel piccolo domestico turismo che comunque serve, che porta benessere e che porta lavoro. Grazie. Mi scuso ancora per prima. Adesso abbiamo ancora un altro blocco di domande, appunto, le persone che appunto devono porre ad avvicinarsi, e ovviamente anche qui in questo caso le persone avranno 5 minuti, i candidati avranno 5 minuti di tempo per rispondere. Di Unica 2.0. Come sapete, Unica 2.0 si occupa di rappresentanza universitaria ed è attualmente la lista più rappresentativa all'interno dell'Ateneo Cagliaritano, per cui parleremo di studenti e dell'essere studenti, insomma, di ciò che significa appunto acquisire conoscenze e competenze per poi metterle a servizio della propria comunità, quindi avere dei doveri ma sicuramente anche avere dei diritti. E proprio questi diritti, a questi diritti chiaramente corrispondono dei servizi, corrispondono la possibilità di poter avere un alloggio, specialmente per gli studenti di fuori sede, un alloggio confortevole, la possibilità di avere un sistema di trasporti che funzioni, la possibilità di avere dei centri di aggregazione, dei centri di diffusione della cultura e dei luoghi dove poter appunto condividere le proprie conoscenze. Attualmente a Cagliari la situazione per i fuorisede vede 17.000 studenti fuorisede, di cui 1.000 riescono a trovare posto nelle case dello studente e 16.000 devono trovare alloggio altrove. Unica 2.0 non vuole chiedere che sia il Comune di Cagliari a risolvere questa situazione, ma sicuramente sa che, dato l'impatto sociale e l'impatto economico che questi studenti e la totalità comunque degli studenti dell'Ateneo porta in Cagliari, possa iniziare anche a partire dal Comune di Cagliari un dialogo con le altre istituzioni, con l'ERSU, con l'Università di Cagliari, per appunto smuovere questa situazione. Per cui in concreto quale sarà la politica per rendere lo studente di Cagliari prima di tutto cittadino di Cagliari, prima di tutto partecipe attivamente alla vita cagliaritana? Quindi quali piani per la residenzialità studentesca, quali per i trasporti, per la diffusione della cultura, ma soprattutto come andare oltre la mera offerta di un servizio allo studente cagliaritano, facendolo diventare cittadino di Cagliari e dandogli un ruolo, una dignità, un'integrazione all'interno di Cagliari. Grazie. Buonasera a tutti, Gabriele Facci, vicepresidente di Erasmus Student Network Cagliari, l'associazione che per conto dell'università si occupa dell'accoglienza e della gestione durante tutto l'anno degli studenti stranieri che vengono qua a studiare. Vorrei intanto premettere Erasmus non visto soltanto come vero divertimento, ma soprattutto come internazionalità della nostra città, come opportunità, come cultura e soprattutto come turismo.
Allora, prima domanda, per quanto riguarda il trasporto pubblico urbano, perché è una cosa che effettivamente ci preme molto, il sistema è caro ed è poco efficiente. L'abbonamento annuale degli studenti scade a giugno, durante l'estate non si devono muovere? Come lo si può migliorare? E soprattutto, durante la notte gli studenti devono ovviamente stare a casa perché devono dormire, certo, ma nel caso in cui volessero fruire delle opportunità che dà la nostra città, devono tornare per forza a piedi. In altre città succede che i taxi sono tantissimi, costano poco, basta dividerli. Qua i taxi costano moltissimo, quindi ci rimangono le scarpe che vanno a consumarsi piano piano a furia di camminare. Altra cosa, costano anche quelle, bravo Luca. Altra cosa, per quanto riguarda la nostra città turistica, gli infopoint, i musei, tutte quelle operazioni di cultura alle quali noi potremmo teoricamente accedere, hanno oggettivamente un costo. Si può migliorare la cosa? Grazie. Buongiorno a tutti, sono Gabriele Ferruzzi dell'associazione AEGE Cagliari. La nostra associazione si occupa principalmente, è un'associazione giovanile che si lavora a livello sia locale che europeo e si occupa principalmente di mobilità studentesca e formazione superiore, ed è soprattutto quest'ultimo tema che ci preoccupa maggiormente, perché riteniamo che l'università di oggi dia ai ragazzi, agli studenti un grandissimo bagaglio culturale. Quello che manca però ai giovani di oggi, una volta che escono dall'università, è invece la capacità di saper fare, la pratica. In questo senso esistono diversi strumenti a livello, possiamo dire, internazionale, come ad esempio l'Erasmus Placement, o anche a livello regionale con il Master and Back, che permettono ai giovani di proseguire il loro percorso non di studi ma formativo, che è necessario perché una volta usciti dall'università non ci ritroviamo in balia di noi stessi, ma in grado di sapere effettivamente fare un lavoro. La nostra domanda principalmente è questa, quindi rivolta a quelli che probabilmente saranno il futuro sindaco di Cagliari. Voi cosa fareste per promuovere maggiormente questo settore, per promuovere il settore quindi della formazione effettiva? Parlo di corsi di formazione, parlo di stage, di tirocini. Come pensate quali opportunità pensate di poter offrire, che il Comune possa e debba offrire ai giovani di oggi per migliorare questo ambito che è fondamentale per inserire i giovani nel mercato del lavoro? Grazie. C'è un altro. Ciao a tutti, Marco Daglianes a Cagliari. Ecco, la nostra domanda vuole essere semplice, come semplice sarà poi la risposta, spero. Ecco, è da 10 anni che si parla ormai dei nuovi alloggi per gli studenti, dal 2000 per la precisione. Non da molto il Comune ha speso quasi 40 milioni per rilevare l'area dell'ex Samoneri. Ecco, il futuro sindaco si propone di riprendere questo progetto oppure ha altre idee in merito? Speriamo che la risposta sia semplice in questo caso. Grazie a tutti. Grazie anche per questo blocco, 5 minuti. Tantissime domande. Cerco se ci riesco, di arrivare alla sintesi di molte delle domande fatte, che riguarda il rapporto tra Cagliari, la città di Cagliari e l'università, quindi tra Cagliari, l'università e la cultura in genere. La città è il luogo della cultura e Cagliari deve diventare il luogo della cultura, perché fa parte delle sue prospettive di crescita complessiva, ma anche dal punto di vista economico. La cultura nasce nelle città e nasce, per quanto riguarda la ricerca, grazie all'università, e per quanto riguarda la cultura artistica nasce dai rapporti, dagli scambi tra artisti, intellettuali che in città hanno rapporti. Io vorrei dire che qualsiasi città vera europea si caratterizza per la propria cultura, per la propria caratteristica cultura. E Cagliari ha un futuro se ha la capacità, tramite l'università soprattutto, di produrre cultura e distribuire cultura, innanzitutto a Cagliari, ma anche in tutto il territorio. Ha un futuro solo se ha la capacità di essere egemone nella cultura del proprio territorio, di rappresentare la cultura sarda. Allora, da questo punto di vista, io vorrei fare
vuol dire due cose, una velocissima sull'università. Lo dico per dov'è? Lo dico perché conosco bene la realtà dove insegno io, che è il polo di ingegneria, ma vale per tutte le facoltà. Noi abbiamo un'ottima università, sia sul piano della ricerca sia sul piano dell'insegnamento. Le due cose non vanno separate, lo specifico solo per semplicità di ragionamento. Ora, sul piano della ricerca, e vale quindi il finanziamento dell'università, noi scontiamo il fatto che non abbiamo un tessuto produttivo capace di finanziare, come succede in altre società più ricche della nostra, soprattutto la ricerca applicata. Per quanto riguarda l'insegnamento, gli studenti che escono dalle facoltà dell'Università di Cagliari hanno tutti ottimi livelli di preparazione. Quando vanno fuori vincono borse di studio, master, specializzazioni. Questa è la realtà. Cosa deve fare Cagliari oggi di fronte a questa situazione? Dare un servizio vero agli universitari. Non può farlo da solo, lo deve fare insieme all'ERSO, se volete insieme alla regione e soprattutto insieme all'università stessa. Perché deve farlo? Perché gli studenti sono un patrimonio enorme sul piano economico, vogliamo dire, perché sono migliaia di cittadini tra virgolette cagliaritani che operano nella nostra città e vivono e consumano a Cagliari, ma anche per far crescere culturalmente la nostra città. Cosa si deve fare? Dei servizi su cui bisogna avere un progetto comune con le altre istituzioni, un progetto che riguarda tante cose. Io penso alle biblioteche, secondo me, per l'esperienza mia e della mia facoltà, delle biblioteche accessibili e aggiornate e scientificamente attualizzate. Penso naturalmente a una serie di luoghi di rapporto, di crescita, di interazione tra gli studenti, penso però fondamentalmente alla residenza. Io credo, così rispondo anche all'ultima domanda, io credo che si debba andare avanti con le due idee che sono condivise, quello del campus diffuso nel centro storico e quello di un campus concentrato di utilizzo con servizi per lo studentato. Il campus diffuso lo considero enormemente importante perché integra maggiormente gli studenti con la città, perché fa vivere parti della città come il centro storico di una vivacità e di una presenza giovanile che non può fare anche del bene, e penso al campus universitario. Il campus universitario, su cui non mi soffermo perché non si è realizzato per una serie di motivazioni, e io ho una posizione diversa ma non voglio polemizzare su questo. Io credo che la posizione dell'ex Molia sia una posizione che abbia una infinità di opportunità, perché è centrale, perché è legata ai mezzi di comunicazione. Devo dire che ragionerei sulla possibilità di un centro universitario che non riguarda solo gli studenti universitari, non riguarda solo gli Erasmus, ma penso ai professori in visita, di cui ormai tutte le facoltà fortunatamente sono piene, situato nel carcere di Buoncamino. Ora, di questo se ne è parlato molto, se ne è discusso molto, c'è un problema che io mi rendo conto, lo dico subito, di tempi di attuazione e realizzazione che forse ci può scoraggiare, però rappresenta un luogo ideale per quanto riguarda la centralità tra i vari poli, tra il polo giuridico-economico, tra il polo di ingegneria e il polo letterario. Comunque su questo bisognerà fare un piano industriale con i costi diretti, i costi indiretti, con i benefici diretti e i benefici indiretti, e su questo bisognerà andare avanti, e vi garantisco che su questo farò tutto il possibile come comune, d'intesa con la regione, con l'ERSU e naturalmente con l'università, per risolvere questo problema.